Cavalli di 3 anni a chiudere la giornata bolognese e anche il centrale. Bladewise AS, Birba Piz, Breno Laumar, Baltimora Trio, Byron Di Poggio, Balio TRGF Risaia in prima fila, Blasco Reale, Buona Suerte B in seconda. I favori per Baltimora Trio in chiusura in un confronto comunque molto aperto che vede l'errore proprio di Baltimora Trio in fase di lancio e così lottano Numero per 4 Baltimora Trio, la squalificato. testa. Birba Piz con all'esterno Breno Laumar che insiste, attacca in 200 metri, ottiene strada. Breno Laumar 14,3 i primi 200, mentre si accoda terzo Byron Di Poggio davanti a Bladewise AS. Breno Laumar in vantaggio al completamento dei 400. È uscita di scena invece la favorita Baltimora Trio che è squalificata, intanto 29,4 per i primi 400 metri di gara, all'esterno cerca di risalire Balio TRGF Risaia che è seguito nell'azione da Buona Suerte, mentre va a prendere posizione all'esterno anche Blasco Reale. Intanto il leader completa in 1,1 il passaggio agli 800 metri, frazione in 15,5 davanti alle tribune, in vantaggio Breno Laumar nei confronti di Birba Piz, all'esterno senza però per il momento rendersi minaccioso Balio TRGF Risaia, che ora appariglia invece completamente Birba Piz e prova l'aggancio con Breno Laumar. Il chilometro se n'è andato in 1,16,5. Al largo anche Buona Suerte B che si trascina Blasco Real, cavalli a 400 dalla conclusione, 14,4 il parziale. Ora la corsa entra nel vivo con Breno Laumar che deve rispondere all'attacco di Balio TRGF Risaia che insiste al suo esterno, ma risponde bene per il momento Breno Laumar. Più indietro gli altri cappeggiati da Buona Suerte B, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, entra lentamente in vantaggio Numero Breno 5 Laumar Byron su Di Balio Poggio, TRGF Risaia che si riprova. Si ripropone Balio TR, si difende e sul palo i due sono vicinissimi, Breno Laumar e Balio TRGF Risaia. Arrivo davvero strettissimo, da foto molto stretta. Impressione che forse sul palo Balio riesca a mettere qualcosa davanti all'avversario. Vediamo nel fermo immagine. È Balio TRGF che in effetti sul traguardo dovrebbe essere vincitore di un minimo, ma passa proprio a fil di palo Antonio Di Nardo, quindi dovrebbe essere il vincitore di questo centrale all'Arcoveggio che chiude il pomeriggio bolognese. Rivediamo il finale, ma abbiamo sotto mano proprio il fermo immagine che la regia puntualmente ci ha messo a disposizione e l'impressione è che proprio Balio TRGF Risaia passi a fil di palo, quindi vittoria per Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, la quota al totalizzatore di 4,33. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per martedì.